Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta estate zero limone o pesca 1,5 litri a €1,69. Gelato affogato Cardor Algida vari gusti 500 grammi a €3,99. Formaggio dolce sardo arborea senza lattosio a €1,49 letto. Caffè compatibile Nespresso Borbone miscela decisa 50 capsule a €9,99. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Gairo perché c'è una novità, un passo decisivo verso la soluzione di una vicenda che interessa da decenni le comunità di Gairo, Cardedu e Usini. La giunta regionale infatti ha approvato gli indirizzi attuativi della nuova legge sulla ricostruzione, rendendo possibile così l'avvio concreto delle procedure per il riconoscimento della proprietà delle aree e delle abitazioni. L'approvazione degli indirizzi consente ora al Comune di Gairo di procedere con la pubblicazione dell'avviso secondo il percorso amministrativo predisposto per affrontare una questione che da lungo tempo riguarda numerosi cittadini. Dare notizie è stato proprio il sindaco Sergio Lorrai, ringraziando la giunta regionale e il consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias e tutti coloro che sul piano politico, istituzionale e amministrativo hanno contribuito all'approvazione della legge e alla definizione delle modalità operative necessarie per renderla applicabile. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso insieme alle informazioni e alle indicazioni per presentare le richieste e alla relativa modulistica. Andiamo avanti, ci spostiamo a Barissardo, un triste ritrovamento ieri sulla spiaggia di Bucastrumpo, dove è stato rinvenuto senza vita un delfino femmina adulto lungo circa 2,5 metri. Secondo le testimonianze di alcuni bagnanti, l'animale era apparso in difficoltà già nelle ore precedenti. Alcune persone presenti sulla spiaggia hanno raccontato di aver visto il delfino nuotare a poca distanza dalla battigia, mentre un altro esemplare gli girava attorno. L'animale sarebbe
poi morto durante la notte. Sono intervenuti gli agenti del corpo forestale della base navale di Arbatax insieme ai veterinari dell'ASL Ogliastra e ai tecnici dell'istituto zooprofilatico. Il delfino è stato recuperato e trasportato a Nuoro, dove sarà sottoposto ad autopsia. Tra i bagnanti inizialmente sono circolate diverse ipotesi sulle possibili cause della morte, compresa quella di un eventuale decesso successivo al parto. Si tratta però di supposizioni che dovranno essere verificate e saranno gli accertamenti veterinari e l'esame autoptico a stabilire le cause della morte e chiarire se l'animale presentasse patologie o altre condizioni che possano averne determinato il decesso. Ci spostiamo ora a Tortoli. Grande partecipazione ieri sera all'ex blocchiera Falchi per l'incontro con la giornalista Cecilia Sala, ospite del nuovo ciclo del venerdì letterario dintorni, la rassegna organizzata dal club di Jane Austen in Sardegna in collaborazione con il comune di Tortoli. Al centro della serata il libro I figli dell'odio, la radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, l'umiliazione dell'Iran. Ultimo reportage della giornalista che racconta attraverso testimonianze e reportage sul campo le trasformazioni in corso in Medio Oriente. Dopo i saluti istituzionali dell'assessora alla cultura Rita Cocco, Sala ha dialogato con la giornalista Simonetta Selloni, ripercorrendo le esperienze raccolte nei territori di Israele, Palestina e Iran. Il libro porta il lettore tra checkpoint, raid e territori segnati dalla guerra attraverso le storie di vittime, sopravvissuti, militari e protagonisti della politica regionale. Al centro del racconto anche il profondo divario generazionale che attraversa questi territori. Durante l'incontro Cecilia Sala ha sottolineato come tra le nuove generazioni israeliane e palestinesi stia progressivamente indebolendo il sostegno a modelli di convivenza e alla prospettiva dei due popoli, due stati. Ma sentiamo proprio nelle sue parole il racconto ieri sera l'ex blocchiera Falchi. Buonasera ancora e grazie. Non soltanto dalle giovani generazioni, però sicuramente vedere come sono cambiati i giovani israeliani è interessante, è un modo di incarnare questo processo che c'è stato. Un dato che cito sempre perché forse è quello più rappresentativo, più generale su questo tema, è un sondaggio realizzato in Israele prima del 7 ottobre, quindi le risposte a questo sondaggio non sono la reazione arrabbiata al massacro del 7 ottobre tra i giovani israeliani, quindi tra gli adolescenti ventenni israeliani, e la domanda è molto semplice, se siano quelli che rispondono d'accordo o meno con la nascita un giorno di uno Stato palestinese, quindi con la possibilità per i palestinesi che vivono in territori occupati dal 67, sotto legge marziale dal 67, di essere un giorno, di autodeterminarsi ed essere liberi. E quasi il 70%, più del 60% dei giovani israeliani rispondeva no. Non vogliamo che questo accada, non vogliamo che abbiano uno Stato loro un giorno. I loro genitori, quando avevano più o meno la loro età, negli anni 90, erano a larghissima maggioranza a favore. E a prescindere da quello che poi ha fatto e non ha fatto lo Stato israeliano dopo gli anni 90, ma il sentimento popolare, se andavi in giro a chiedere per le strade, facevi dei sondaggi al telefono, era sì, siamo diversi, non vogliamo vivere in uno Stato unico, e questo è quello che rispondono i palestinesi anche adesso. C'è stato un sondaggio palestinese pubblicato 2 giorni fa del più famoso sondaggista palestinese e dell'unico istituto di sondaggi palestinese attivo in questo momento sia in Cisgiordania sia nella striscia di Gaza, e la risposta è no, non vogliamo vivere insieme sotto in uno stesso Stato, vogliamo uno Stato tutto per noi, la risposta dei palestinesi. Ecco, e poi Sala ha dedicato anche spazio alla situazione palestinese, ovviamente al ruolo di Hamas, ma ha puntato i riflettori anche sull'esistenza di movimenti di dissenso interno di realtà pacifiste israeliane, citando organizzazioni come Breaking the Silence, formata da veterani dell'esercito israeliano, Standing Together, oltre alle inchieste del quotidiano progressista Haaretz e alle eredità di attivisti come Vivian Silver.
Si tratta di organizzazioni e cittadini israeliani che ogni giorno si recano in Cisgiordania con i propri corpi per cercare di proteggere la popolazione palestinese, ha spiegato. Tuttavia, come sottolineato nel corso della serata, sono voci coraggiosissime ma estremamente isolate nel dibattito, nella politica mainstream israeliana, dove non riescono a raccogliere consensi elettorali. Sollecitata poi dalle domande della giornalista Simonetta Selloni, ha affrontato anche il tema dell'Iran e dei rapporti di forza con Israele e Stati Uniti, soffermandosi sulla posizione strategica di Teheran e sul ruolo dello stretto di Hormuz. Un passaggio dell'incontro è stato dedicato anche alla sua esperienza personale in Iran, dove Salah è stata arrestata e detenuta per 21 giorni tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Lei ha usato proprio il termine rapita. Una serata che ha offerto al pubblico una lettura diretta, approfondita dei conflitti che stanno ridisegnando gli equilibri del Medio Oriente attraverso la voce di una giornalista che ha seguito da vicino e continua a seguire alcuni dei principali teatri di crisi internazionali. Andiamo avanti, ora ci spostiamo ad Arzana. Fede, memoria e tradizione tornano protagoniste con la riscoperta di Suvannu de Santu Vincente, l'antica corsa a cavallo dedicata a San Vincenzo Ferreri, santo valenziano particolarmente venerato dalla comunità arzanese. Sabato 22 agosto il paese celebrerà la festa in onore del santo, al quale è dedicata la chiesetta campestre seicentesca situata all'interno del parco di San Vincenzo a monte dell'abitato. Al centro della giornata ci sarà la rievocazione storica e religiosa di Suvannu de Santu Vincente, tradizione che fino alla metà degli anni 50 coinvolgeva i cavalieri più abili di Arzana e dei paesi vicini. La corsa partiva da Sallacana, al confine con Elini, nei pressi di Fontanaona, e si concludeva a Niediu, all'ingresso del paese. I cavalieri affrontavano il percorso a pelo, senza sella, mettendo alla prova abilità ed esperienza. Al vincitore veniva assegnato Suvannu, un prezioso drappo di tessuto generalmente di seta simbolicamente legato allo scapolare di San Vincenzo. La corsa poi però venne interrotta nella sua forma tradizionale con l'asfaltatura della strada provinciale tra Elini ed Arzana. Negli anni 60 e 70 fu riproposta sporadicamente lungo le sponde del lago Flumendosa e successivamente attraverso rievocazioni fino agli anni 90. Poi la tradizione si è progressivamente fermata. A distanza di anni, un gruppo di giovani dell'associazione ippica Pirincanis ha deciso di raccogliere il testimone e riportare al centro della festa una tradizione che racchiude storia, fede e identità. Sabato è prevista la benedizione del drappo, realizzato dalle donne di Arzana, insieme ai panni benedetti che saranno destinati ai primi 3 cavalieri classificati nella futura corsa. Durante la celebrazione saranno benedetti cavalieri, amazzoni e cavalli. Il progetto dell'associazione guarda già al futuro. L'obiettivo infatti è riproporre nuovamente la corsa a cavallo a partire dal prossimo anno. Insomma, l'iniziativa vuole trasformare la memoria in un patrimonio vivo da conservare alle nuove generazioni. Andiamo avanti e chiudiamo spostandoci a Villa Grande. Archeologia, letteratura, teatro, musica, arte contemporanea e cinema si incontrano nei siti archeologici di Villa Grande con una serie di appuntamenti in programma in questo fine agosto. Si parte sabato 22 agosto al complesso archeologico di Sagarcaredda con una tappa di Entula. Il festival letterario diffuso promosso da Liberos. Alle 17 è prevista la visita guidata al sito curata da Archeonova, mentre alle 18:30 la scrittrice Andrea Simoniel presenterà il suo nuovo romanzo La ragazza Daria, in dialogo con Gloria Corda. Domenica 23 invece l'appuntamento si sposta al santuario nuragico di Sarkuis Forros, dove andrà in scena Leggeri come acqua che scorre, reading teatrale musicale tratto da Passavamo sulla terra leggeri di Sergio Azzeni. La serata inizierà alle 18 con una visita guidata al santuario curata da Archeonova. Alle 19:30 è previsto un momento conviviale al tramonto e alle 20:30 il reading con Silvano Vargiu, autore e interprete, accompagnato dalle musiche dal vivo di Simone Pistis e dalla collaborazione di Francesca Nieddu, la produzione di Cantieri Teatro d'Arte della Chimera. Venerdì 28 invece sarà la volta del Sardinia Archeo Festival, che farà tappa a Sarkuis Forros con una giornata dedicata all'incontro tra archeologia, arte, cinema e territorio. Alle 18 è prevista una visita guidata tematica al complesso culturale nuragico. Seguirà l'installazione site specifiche Tapinozio di mezza estate di Valerio Pisano, realizzata appositamente per il sito. Alle 20 spazio la convivialità
e un aperitivo accompagnato da un tagliere di prodotti locali. Dalle 21 il cinema archeologico Sotto le stelle con la proiezione di Sozzastru, cortometraggio diretto da Carolina Menis, e Vitrum, il vetro dei Romani, documentario diretto da Marcello Adamo, dedicato alla scoperta di un relitto romano nel Mediterraneo e alla storia del vetro nell'impero romano. Insomma, una serie di appuntamenti dal 22, 23 e 28 agosto in siti archeologici Sagar Careda e Sarcos Forros di Villa Grande. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.